Buongiorno a tutti, io sono Francesco Busato, sono qua in qualità di pedagogista e formatore ENAIP rispetto a questo tema che un pochettino genera sempre un po' di conflitto nelle dinamiche di scelta. L'età in cui i ragazzi sono chiamati a compiere questa scelta è particolare, è un'età in cui i contrasti di solito sono già iniziati, a volte con silenzi, a volte con porte sbattute, a volte con evitamento, quindi torna più tardi rispetto ad orari in cui dovrebbe tornare e quindi adesso un po' si raccoglie, no? Si raccoglie l'insieme di cose fatte o non fatte, dette o non dette precedenti, sapendo che di base l'adolescente è altro da me e sta cercando di trovare chi è. Io non sono, quando mi è stato chiesto di preparare qualche slide, non sono amante delle slide perché penso che portino fuori, distraggono, cioè portano via proprio le persone da quello di cui si sta parlando. Ecco, obiettivo di qualsiasi formazione, e su questo siate voi per primi molto critici, sia essa in ambito lavorativo piuttosto che anche solo di piacere, è che la formazione è tale solo se l'azione in qualche modo, in qualche misura cambia forma, altrimenti non è formazione, è retorica, sono buoni discorsi, sono cose che a tavolino condividiamo, ma se la mia azione nemmeno nella consapevolezza non cambia un pochino, non ha cambiato forma. E quindi per i ragazzi questa cosa qui è ancora più difficile, nel senso che si trovano di fronte ad adulti che sono l'opposto e i più grandi ossimori che possono trovare, che hanno insegnanti che urlano e minacciano ma non fanno mai niente, insegnanti che non dicono niente ma mettono la nota subito, quindi in virtù della stessa norma, dello stesso intento, trovano pratiche opposte. E quindi su questo è importante che da genitori, io parlo da genitore perché ho 3 bambini, da genitori riusciamo almeno ad essere pazienti e coerenti. Pazienti verso il fatto che sappiamo rispettare i loro tempi e siamo consapevoli del fatto che loro vedono tanti adulti differenti, e coerenti nel fatto che sappiamo mantenere una posizione senza farne un gioco di potere, senza farlo diventare un braccio di ferro. Già nelle parole stesse che ho indicato qui nella slide c'è molto di questo contrasto. Adulto letteralmente è ad ultum, vuol dire ciò che non ha più niente da aggiungere. L'esempio che faccio con i ragazzi nelle aule di solito è: provate a far cambiare idea politica al papà. Tanti auguri, cioè diventa una sfida, non dico impossibile, ma l'adulto a livello etimologico è ciò che non cambia, ciò che sta, che da un lato può essere una certezza, dall'altro però non accetta tanti punti di vista differenti. E perché c'è il contrasto fondamentale col mondo dell'adolescenza? Perché l'adolescente, allora mi piace un sacco questa parola, perché adolescente ha al suo interno una radice di un verbo indoeuropeo che è all, che vuol dire letteralmente ciò che è ma non è ancora. Cioè, oggi viene a casa da scuola ed è lanciatissima per una cosa, tra 2 giorni sente l'opinione opposta ed è esattamente lanciata come 2 giorni prima sull'opposto, e quindi è aperta a questi stimoli, si lascia attrarre non da noi ovviamente, non dai genitori, ma da ciò che viene da fuori, per cui lì dovete essere molto bravi da genitori a mordervi la lingua e dire: non ho bisogno di dirti te l'avevo detto, perché per me è già un successo il fatto che da un altro l'hai accettato questo stimolo, perché nel momento in cui arriva il te l'avevo detto va già in chiusura perché ritorna il contrasto con la figura dell'adulto. Quindi un altro significato etimologico proprio legato l'adulto è, se prendiamo il dizionario, troviamo colui il quale è stato nutrito, e non è che una volta era meglio, cioè i confronti rispetto al passato servono a poco, ma prende atto che io oggi sono quello che sono anche grazie a ciò che mi ha nutrito, che tante volte ha parti traumatiche, non è mai un nutrimento lineare, ci sono stati vissuti significativi. E la sfida un po' dell'adulto da genitori è chiederci:
che cosa tra ciò che ci ha nutrito ci fa bene, ci ha fatto stare bene e ci ha rafforzato, e che cosa che ci ha fatto diventare ciò che siamo oggi in realtà siamo sopravvissuti, ma dire che ci ha nutrito è un'altra cosa. Quindi su questo stiamo molto attenti a giustificare, che vuol dire rendere giusto azioni che magari una volta erano maggiormente tollerate, perché se non sono contestualizzate rischiano un po' di essere devianti poi. Quindi se in un contesto post-guerra per i miei nonni era normale un mondo di non detto, perché per il vissuto di una guerra c'erano un trauma collettivo che non aveva parole per essere detto, oggi dobbiamo cominciare a rompere questa narrazione. Che non è vero che il non detto dobbiamo trasformarlo e accettarlo in tutto il resto, ma dobbiamo sforzarci di trovare le parole per dire. Perché? Perché se vogliamo essere un buon esempio, innanzitutto dobbiamo guardare il nostro modo di fare, cioè la coerenza nelle nostre azioni. L'altro giorno in clinica, in studio, un ragazzo si lamentava del fatto che appena lascia qualcosa in giro arriva dietro la mamma carabiniere a dire, e ha cominciato a fare lo stesso quando la mamma lascia di fretta la scarpa piuttosto che la sciarpa. E questa cosa, ecco, su questo dobbiamo essere estremamente sereni nel dire hai ragione. Cioè, hai ragione, perché se io chiedo a te questa cosa, devo essere io il primo sereno a gestirla. Troviamo il modo insieme per gestirla al meglio, diamoci delle regole, ma se ognuno cerca di guardare sempre l'altro in cosa l'altro manca, comincia quel braccio di ferro detto prima. L'intento è trasformare i modi di fare, quindi le piccole azioni, ecco. Quello che vi chiedo oggi è, cercate di chiedervi che cosa tra ciò che vedremo in questo tempo io sono pronto a cambiare, però deve essere qualcosa di vicino a me. Cioè non deve essere un io ideale troppo distante da quello che faccio oggi. È quella che un pochettino stiamo in quella che Vygotsky chiamava zona di sviluppo prossimale, cioè qual è quel passetto in cui oggi sono pronto. E per cui oggi, quando vado a casa, lo faccio oggi, non stasera, non domani, non lunedì. Perché se individuo quella cosa può diventare un nuovo modo di fare, e se quel modo di fare diventa quotidiano, diventa abitudine, diventerà norma. Il bello dell'abitudine è abitudine deriva da habitus, vestito, cioè quando noi ci vestiamo al mattino non pensiamo alla successione di passaggi per infilare la mano, alzare l'arto, piegare e abbottonare il bottone, lo facciamo, e mentre ci vestiamo parliamo al telefono o pianifichiamo la giornata, pensiamo alla merenda, c'è la figlia che oggi si ferma a scuola un'ora in più, chi la va a prendere, cioè riusciamo a fare molte altre cose. Perché? Perché non ci richiede più nessuna energia. L'obiettivo è quindi individuare quali sono quelle azioni che dopo essere diventate agito, diventano abitudini, perché lì abbiamo vinto, lì non facciamo più fatica e siamo pronti per l'azione successiva. E l'orientamento, come è stato detto prima, mi ha fatto piacere vedere che la collega ha nominato un sacco di cose molto in linea con ciò che nominerò io, perché quando qualcosa fa bene, quando qualcosa ti genera benessere, non serve che ci confrontiamo molto, lo sentiamo, e quindi senza tanti scambi, insomma, succede che c'è molto un filo di continuità tra una cosa e l'altra. Quindi quello che il grosso tema che mi riportano sia i genitori e sia i ragazzi in studio un pochettino è i lamenti rispetto a quello che non funziona a casa, e riassumo principalmente 3 critiche che mi mandano i genitori. I genitori in studio mi dicono, la prima frase è: vuole scegliere qualcosa che non gli dà futuro. Quindi ad esempio fa una scelta, quella che si direbbe a ribasso, quindi la lamentela verso vuole scegliere un professionale, ma lui ha la capacità per fare altro, quindi dovrebbe guardare altro perché quello fa sempre a tempo a farlo. Un pochettino è il timore da parte del genitore che si voglia precludere delle possibilità future. La seconda scena che mi arriva spesso ai genitori è passivo, sta sul divano, sta col telefonino, non fa niente. In realtà non è che non fa niente, perché poi va a calcio funziona bene, va a fare altre attività e fuori funziona bene, ma a casa sembra spento o non c'è modo di attivarlo.
E quindi il timore di qualsiasi scuola farai, se continui con questo atteggiamento, quale può essere l'esito? Il terzo timore è la scena opposta alla prima. Vuole fare una scuola che non è assolutamente alla sua portata. Tipo vuole fare un liceo, ma cavoli, fa una fatica a superare il 6 su metà materie. Quindi dai, cioè, onestamente, guarda qualcos'altro. Quindi il timore di una brutta caduta. Queste tre scene, da parte dei ragazzi, hanno ognuno una risposta differente. E il bello è che non me le dicono come risposta, ma me le dicono come quello che loro vivono di base. Quando sono chiamate alla scelta, potrei definire che la risposta alla prima scelta, quindi faccio una scelta a ribasso, è: ma se di base, in questo ciclo di istruzione, ma non solo in questo, in questi anni, mi hanno detto fondamentalmente che io non ce la faccio, che io non valgo, che io comunque il mio voto è quello, con che coraggio? Coraggio è mettere il cuore a proprio agio, cioè con che serenità vado a scegliere una scuola più difficile rispetto a quello che ho percepito come complesso? Quindi sarei folle a fare il passo molto più lungo della gamba. Perché? Perché mi è stato detto: sì, è vero, magari ce la faccio, sì, ho 6,5, 7, ma io sto facendo una fatica e vedo intorno molti esempi in cui si può fare poca fatica. E la poca fatica, piace, attrae, c'è poco da dire. Ma se ci dicessero: ti pago per non fare niente mezza giornata, ma insomma, più di qualche adulto direbbe: parliamone, e va bene quello che mi offri, non importa, non tiro sul prezzo. Quindi la prima cosa, diciamo, che è il timore di non farcela, che sfocia successivamente, seconda, terza superiore, in un sacco di disturbi d'ansia. Quando dico disturbi, sono diagnosticati. Quindi mentre per l'utilizzo episodico di qualche autoregolatore i dati ci dicono che uno studente su 3 in età scolare, almeno a livello episodico, ha fatto uso di qualche farmaco per calmare l'ansia, qui stiamo parlando di diagnosi invece. Cioè quando la cosa si è cronicizzata, quando è lo schema di reazione rispetto al fatto che non ce la faccio. Le richieste dell'apparato sono superiori rispetto a quello che io percepisco di saper fare. Quindi di base, se scelgo una scuola troppo difficile, già vedo che andrò in ansia. Risposta alla seconda scena di passività. Perché stai sempre sul divano, telefonino, televisione? Diciamo, perché sto dove tu mi lasci? Perché la risposta dei ragazzi è: tanto, non che va bene, niente. Cioè, ho preso 4, è chiaro che il 4 non va bene. Ho preso 5, ma dai, ho preso 6,5, hai visto che ce la fai, allora le altre volte davvero non ti sei impegnato. Ho preso 7, e gli altri cosa hanno preso? E cavoli. E anche se voi avete inserito questa frase all'interno di un discorso molto più ampio, cioè l'avete valorizzato, gli avete dato un abbraccio, l'avete riconosciuto, se in mezzo c'era quella virgola, quell'unghia arriva. Cioè si porta via solo quell'unghia e quindi ritorna, chiudo, evito, sbatto la porta, me ne vado. Perché? Perché tanto non ti va bene niente. Quindi se comunque mi dici che non sono adeguato, ma perché devo stare sul libro? Io sto sul divano, se la verifica è facile prenderò 6, 6,5, se è difficile, amen, tanto ho capito che a fine anno mi mandano avanti. Perché più o meno le scuole medie è difficile che fermino. Quindi la mia passività è estremamente legittima in questo senso. La risposta alla terza critica dei genitori, che è la critica sul quella scuola è troppo difficile per te, sostanzialmente, è: ma a me piace quello, ma io il prossimo anno studierò, ma io vedrai che mi metterò sotto. E quindi la prima cosa che vorrei lasciarvi è appunto che solitamente io vedo queste tre scene e tutte e tre le scene portano contrasti di comunicazione. Cioè, la prima cosa da sapere è che rispetto a la comunicazione è un fare, non è una teoria, non sono delle idee o dei ce l'ho, mi manca una checklist, ma è il come sto nella relazione. E quindi io posso rispettare tutte le norme di buon senso, ma alla fine tanti genitori mi dicono però comunque non va bene quello che gli dico, comunque si arrabbia, comunque, quindi non ho spazio. Oddio, c'è uno spazio, però
Comunicare prevede principalmente che se siamo in due e le cose sono equidistribuite, ci abbiamo il 50% di parola a testa. Quindi abbiamo il 50% di ascolto a testa. E se in classe per 5-6 ore gli viene chiesto di stare zitto e fermo, se no diventa ADHD, allora io devo recuperare sto non detto. Perché se io non posso muovermi, non posso dire, fammi muovere. Però quindi dobbiamo sapere che noi non abbiamo il 50% di ascolto, dovremmo averne l'80, il 90%. Però di solito quando comincia l'ascolto arriva la telefonata, arriva il pranzo a preparare, arriva un impegno da fare, quindi viene interrotto, anche quando c'è. Tuttavia voglio lasciare una speranza che non è necessario proprio fare tutto bene. Perché, e questa me l'ha insegnata una favola dei fratelli Grimm, e si chiama la favola del, aspetta, me la sono segnata, il fuoco che ringiovanisce. L'ho trovata in un libretto per bambini anni fa, siccome ho 3 figli quindi mi sono fatto tutta la prassi di letture, e dice, questa favola dice così: c'è Gesù che con un po' di apostoli sta camminando per le vie del paese e entra a casa di un fabbro. E dice, andiamo a mangiare qui. Il fabbro tutto contento, prepara, stanno mangiando. A un certo punto entra un mendicante, povero, gobo, tutto insomma addolorato, dolori dappertutto. Va da Gesù e gli fa: Gesù, mi fai un miracolo, mi fai un miracolo? E Pietro che dice: ma lascialo in pace, vai via. E questo continua: ma mi fai un miracolo, mi aiuti, fai qualcosa per me? E gli apostoli continuano a mandarlo via. A un certo punto Gesù si gira e fa: vabbè, fabbro, apri la fucina, apre lo sportello del fuoco, prende il mendicante, lo butta dentro, urla, stridori di denti, questo, e tutti preoccupati, quindi tutti dicono: ma Gesù, tiralo fuori. E lui: ma aspetta. Insomma, dopo qualche secondo lo tira fuori, lo mette c'è il secchio dell'acqua gelata per raffreddare il fabbro, lo mette dentro, fumo che esce, tira fuori il mendicante, ringiovanito di 20 anni, cammina benissimo. Questo comincia a dire: grazie Gesù, mamma mia, guarda come mi muovo bene. Prende e se ne va, e tutti rimangono senza parole. Il fabbro rimane un po' sbalordito di quello che ha visto, quindi comincia a pensare. A un certo punto vanno via, arriva pomeriggio e su quel momento gli passa vicino la suocera e dice: suocera, tu che sempre che ti lamenti sempre, vieni qua, ho la soluzione. Prende la suocera, la butta dentro, 3 secondi la tira fuori carbonizzata. E la morale dei fratelli Grimm è che tante volte non è importante la tecnica, cioè cosa fai, tante volte conta l'intenzione. Quindi a lasciare intendere che per il fabbro l'intenzione era far sparire la suocera, cioè era non sentirla più. Per Gesù era effettivamente il guarire. Quindi quando noi non usiamo la parola giusta, non riusciamo a dargli quel rinforzo positivo magari che in quel momento lui davvero ne avrebbe bisogno, se c'è un'intenzione un pochettino passa. Quindi non è vero, anche se vi sbatte la porta in faccia, non è vero che c'è solo la porta sbattuta. L'intenzione, se c'è, e se non c'è l'intenzione solo della morale, ma anche quella del sono felice di vedere che ci hai provato, passa anche se non gliel'ho detto. Però perché passi io devo essere là, devo fare. Perché se io non ci sono non può passare l'intenzione. Questo per dire andiamo oltre il cosa ho fatto di sbagliato, cosa ho fatto di giusto, ma stiamo anche sul cosa volevo fare. Per cosa volevo fare, un'indicazione ci viene da ciò che l'OMS nel 93 definisce life skills, cioè competenze per la vita. Le life skills sarebbero dei modi di fare, ma in realtà se andiamo a leggere bene l'introduzione a quello che l'OMS ci dice, sono modi di essere. Ecco perché è importante che superiamo le azioni, che facciamo diventare il fare abitudine affinché faccia parte di noi. E io qui le ho raggruppate in 3 categorie, però principalmente potremmo dire che sono quelle che l'OMS dice alla scuola: trasmettetele in maniera massiccia. Qualcosa è andato storto. È chiaro questo, insomma. Partiamo, ma non è andato storto perché guardiamo i ragazzi, è andato storto perché guardi i genitori. Perché?
perché nel 93, fino a qualche anno fa, dicevo da più di 20 anni, no? Adesso devo dire da 30 anni, quindi... E già mi fa strana sta cosa, perché dico, non è una cosa futuristica, è una cosa estremamente radicata. E anche qui chi è stato chiamato per definirle è chi stava con i ragazzi, non chi aveva le qualifiche, perché vi ricordo che l'esperto di ogni questione, di ogni aspetto, l'esperto è colui il quale ne ha fatto esperienza, e quindi chi è esperto dei ragazzi? Gli insegnanti, i genitori, chi sta con i ragazzi. Perché se ho il neuropsichiatra che però lo vede una volta all'anno per 10 minuti, è esperto delle patologie, oddio, se ce le aveva lui è esperto, se no ne sa qualcosa, ma non è esperto, è un'altra roba l'esperto. Prima life skill che ci dice l'OMS, che è importante che tutti i ragazzi sviluppino fin dall'età della scuola materna. Consapevolezza di sé. I greci avevano, quando qualcuno aveva una decisione importante da compiere, andava dal tempio e chiedevano alla Pizia, devo fare la guerra con Sparta? E la sacerdotessa rispondeva sempre, conosci te stesso? Devo sposarmi? Conosci te stesso? Devo fare questa scelta a scuola? Conosci te stesso? Tanto che a un certo punto si stufano e lo scrivono sul tempio, Gnosis Auton, che vuol dire di base. Prima di... quando sei chiamato a compiere una scelta, di base la risposta ce l'hai dentro, però devi dare spazio alle giuste parti, e su questo noi genitori abbiamo un importantissimo ruolo, perché rischiano i ragazzi, se lasciati soli, il feedback principale dei papà è che il Serange, scelta sua, fare i suoi. Ecco, nel momento in cui io sto un passo indietro, sto dando spazio alle voci che sente, non sono neutro, sono dalla parte di chi ascolta lui. E quindi consapevolezza di sé. Cosa fa la scuola per promuovere la consapevolezza di sé? Beh, sono tutte collegate, come vedete. Gestione delle emozioni. No, adesso si parla molto di l'importanza di promuovere con dei percorsi specifici, quindi chiamano sia me, sia psicoterapeuti, psicologi, figure interne alle scuole quando succede qualcosa. Ma quando succede è troppo tardi, andava fatto prima. Ma andava fatto prima comincia... Adesso parlo ai genitori, comincia già dalla pancia. Cioè, se per alcune competenze scolastiche, come può essere il metodo di studio, cominciano sempre più a dirvi non ha un metodo di studio, è arrivato già in difficoltà, la matematica, quindi andiamo prima. E in realtà io credo che sia estremamente vero. Cioè, si è abituato già dalla pancia a sapere che quando lui chiama, quando lui reagisce, quando lui si attiva, qualcuno si ferma e lo ascolta? Appena esce, di solito, c'è questa attenzione. Non c'è molto prima, perché culturalmente non siamo abituati, perché prima della nascita solitamente si fanno i corsi preparto, ma di base sono legati alle funzioni biologiche, a cosa ti dice il tuo corpo, poco a cosa dice il legame e l'educazione col bambino. Ma ricordiamoci che nei primi 3 anni di vita, ci dicono le neuroscienze, che si formano definitivamente le mappe cognitive ed emotive di ogni bambino. Traduciamo cosa sono queste mappe cognitive ed emotive. Mappe cognitive: con che occhi guarda ciò che accade nel mondo. Prendiamo il bambino che a cena stanno parlando di... c'è per caso un tema caldo di questi giorni? Giulia? No. Con che occhi, che narrazione mi arriva di questo tema? Narrazione più frequente ultimamente è no, ma noi non ne parliamo. Non è che è positivo se non ne parliamo, è meglio parlarne. No. Bene, io da adulto che narrazione ne faccio di questo? Queste sono le mappe cognitive. Un altro esempio può essere il barcone di immigrati. No? Con che occhi viene visto? Con che occhi mi viene narrato? Con gli occhi è un problema da gestire? Tolgono il lavoro? Sono opportunità? Ci sono delle persone che hanno un valore in quanto persona? Questo è un primo feedback. La seconda parte sono le mappe emotive.
questa cosa che accade, quello che io vedo su di me, di pancia, che reazione ha? Dico meglio, che reazione ha di pancia sugli adulti? Di solito niente, ma niente di pancia. Di solito è molto molto cognitiva. Perché? Perché, soprattutto da parte del maschile, da parte dei papà, sa già la risposta, non ha letto cosa è successo, ha visto il titolo su Facebook, ma sa già. Adulto, vi ricordate la definizione iniziale? Sta, fermo, non sa ma sta. Quindi sulla gestione delle emozioni, vogliamo parlare della gestione dello stress, parliamo degli adulti, ma benissimo, quindi emicrane, ulcere, il reflusso gastroesofageo, acufeni, stiamo tutti a posto? Tutti sanissimi, Uno dice, bah, guarda, adesso che mi hai detto quelle emotive, io sono già a posto, posso già andare. No, ce ne sono altre 7. Ci manca l'ultima, che è il riassuntivo, che è quello che siamo chiamati a fare noi, che è la parte in giallo, che è prendere decisioni, no? Andiamo avanti, empatia. Cos'è l'empatia? La capacità di sentire il mondo degli altri, no? Di mettersi nei panni degli altri. Sì, però Carl Rogers ci aggiunge una parte e dice come se fossimo nell'altro, cioè sentire il mondo degli altri come se fosse nostro. Perché è importante questo come se? Perché se no abbiamo gli opposti, cioè abbiamo il maschile che non lo sente proprio, e abbiamo il femminile che entra nel mondo della figlia, cioè entra nel mondo dell'altro e si becca tutto un emotivo per cui ho la stessa reazione, ma ai figli non li sto aiutando. O meglio, l'empatia è mi avvicino, ma riesco a distinguere sempre me da te, anche perché in adolescenza non vogliono essere i genitori, quindi assolutamente importante questa cosa, ma riconoscere l'emozione dell'altro. Il primo modo è quante volte gli diciamo quello che accade e invece quante volte giudichiamo quello che è già successo. Oppure gli facciamo la domanda retorica, cosa hai preso in matematica e l'avete già visto il registro? Non chiedete, l'avete già visto? Piuttosto dite, guarda Martina, ho visto che nel registro elettronico c'è un 4,5 in matematica. Come ti senti? Perché è la prima cosa. Lei, quando gli dirò ho visto che hai preso 4,5, già va in difensiva perché ha lo schema precedente. Quindi stiamo sul fare di oggi. Che fare mi porto a casa oggi? C'è un voto che sia positivo o negativo, non importa, ma gli chiediamo come ti senti? Perché lo vogliamo davvero sapere oppure no? Perché se non lo voglio sapere, l'intenzione, no, il fabbro, se non lo voglio sapere, io non riesco a chiederlo con sincerità. E quindi passa un'intenzione giudicante. Andiamo avanti, comunicazione efficace. Vabbè, abbiamo visto prima la slide sulla comunicazione, direi l'altro giorno in una scuola l'insegnante mi fa non riusciamo a comunicare con questa classe. Perché ci sia una buona comunicazione fuori, deve esserci, quindi esterna, deve esserci una buona comunicazione interna. Ma tu con gli altri insegnanti ci parli? Risposta, non li sopporto, tendo a evitarli, meglio se non mi guardano proprio. Team insegnanti, no? Perché ci sia una buona comunicazione intra con gli altri insegnanti, ci deve essere una buona comunicazione interiore. Ma a te, con te stesso, ma ci parli, ma ti dici quello che accade, ma a fine giornata pensi a cosa è andato bene, a cosa è andato male, o pensi di essere il Dio che non ha sbagliato niente e il mondo genera avversità contro di te, ma tu comunque ce la farai comunque? Ma domani, un altro giorno, non cambierò niente perché gli altri non cambiano. Comincia a cambiare tu. Relazione efficace, queste sono la conseguenza, perché se io non mi conosco, non riesco a gestire le mie emozioni, non rientro in empatia con gli altri, ma come faccio a comunicare con gli altri? Al massimo avrò degli scambi, che non sono scambi, perché sono ripetiamo gli stessi discorsi. Vedremo dopo la sezione di dialogo, no? Il dialogo è una parola secondo me chiave perché è dialogos, cioè dia è un prefisso che vuol dire letteralmente la massima distanza. Cioè c'è dialogo
solo se io e te la pensiamo in maniera opposta, se no non c'è dialogo, se no c'è lo scambio sul calcio, lo scambio su quello che già sappiamo. Se c'è dialogo la pensiamo in maniera diversa e io e te stiamo in relazione lo stesso. Quindi ad esempio il prefisso dia lo troviamo quando c'è la parola diagonale, gli angoli più distanti, diametro, metria, la misura massimamente distante tra due punti di una circonferenza. Quindi dobbiamo essere consapevoli che va bene, non è un problema essere essere distanti, ma siccome abbiamo un ruolo da genitori dobbiamo starci su quella distanza e non amplificarla e non generare allontanamenti. Pensiero creativo. Pensiero creativo è una cosa che è fondamentale perché genera entusiasmo, genera un sacco di aspetti bellissimi nei ragazzi, ma per fortuna abbiamo trovato la risposta noi come società, che è la scuola. Con la scolarizzazione riusciamo a spegnerlo abbastanza il pensiero creativo. Al massimo facciamo un po' di attività, c'è l'ora di educazione artistica, ma chi va a fare l'artistico è un po' strano, Quindi non è che proprio ha tutto questo spazio. E sapete prima di mandarli a scuola cos'è la creatività? È quella fase dei 2 anni in cui i bambini chiedono sempre e perché? E perché? Ma noi siamo velocissimi perché a un certo punto, dopo alla quarta domanda, che comincia a prendere un'escalation per cui mi accorgo che non saprò mai rispondere, perché a un certo punto cominciano le domande esistenziali e lì mi fregano, comincio a dire perché sì, perché no, chiedilo a tua mamma, che lei di sicuro lo sa, oppure un'altra bellissima che dà un fastidio è te lo spiegherò quando sarai più grande, che non vuol dire niente perché quando lui è più grande io non la so, però intanto temporeggia un po', no? Pensiero critico. Il pensiero critico, oggi che siamo bombardati di quelli che si chiamano fake news, è l'antidoto. Perché? Perché il pensiero critico vuol dire, critico vuol dire giudico, è quella cosa che mi manda in crisi, quindi quando io vado in crisi è perché giudico di non avere gli strumenti adatti per compiere le scelte che sono chiamato a compiere e quindi vado in crisi giustamente. Il pensiero critico sarebbe la ricerca scientifica, l'informazione, l'approfondimento, vai in profondità. Il pensiero critico è dimmi di più. Perché? Perché quando capisco che leggo la classica notizia da Facebook, se voglio essere critico, voglio saperne di più. Perché intanto tra il titolo e l'articolo c'è già un po' di discrepanza, gli psicologi che chiamano dissonanza cognitiva, cioè non c'entrano niente, c'è qualcosa che non fila. Però la domanda di fondo era, ma se non c'era quel titolo l'avrei letto l'articolo? E quindi di base c'ha ragione chi fa comunicazione perché mi ha fregato così. Poi c'è il problem solving, capacità di risolvere problemi, no? Però non ci hanno insegnato bene a distinguere i problemi dai dati di fatto, che è una cosa fondamentale. La scorsa settimana in ufficio una mamma mi fa è un problema, oggi piove. In che senso problema? Perché di solito al martedì siccome Matteo è bello attivo, lo porto al parco, sta al parco 3 ore, così si scarica per bene e lo porto a casa già stanco, no? Oggi piove, è un problema. E faccio, no, che piove è un dato di fatto. Il fatto che tu non abbia un'alternativa al parchetto è un problema, ma il fatto che piove è un dato di fatto. Andiamo sulla decisione orientativa. Il percorso scolastico fino a oggi, ciò che è successo fino a oggi, cioè il passato, è un dato di fatto. Se io ho preso 5, è un dato di fatto. Se con quell'insegnante non riesco a parlare, è un dato di fatto. Se non ci ho parlato fino a oggi, è un dato di fatto. E l'altro dato di fatto è che quell'insegnante non cambierà. Quindi se io non cambio niente, il dato di fatto è che la situazione rimane identica. È un problema, attenzione anche qui a problema. Problema è probably, vuol dire gettarsi verso. Cioè è un problema se io sono dentro quella cosa lì e stasera quando vado a dormire ci sono ancora dentro.
quello è un problema, e quindi posso scegliere se lamentarmi di quello che fa l'altro, che tanto non cambierà, che tanto è tutto magna magna, che tanto andrà sempre così, oppure dire, ma io posso fare una piccola cosa diversa domani per vedere dopo la sua reazione? Ma quando vado a casa e scarico al genitore una frustrazione rispetto al fatto che con quell'insegnante non mi trovo, il genitore cosa mi dice? Se chiedo ai genitori mi dicono, ah ma io ascolto. Se chiedo ai ragazzi mi dicono, ignoralo. Ah, mi dice, ma ti troverai sempre nella vita chi ti viene contro. Che significa minimizzare, non riconoscere, non dare spazio, cioè non dare quell'80% di ascolto che a scuola non ha ricevuto e che me lo sta chiedendo, ma io non lo vedo. Perché? Perché ho fretta, ho altre cose da fare, siamo in ritardo, c'è la riunione, c'è da fare la spesa. Quindi è molto difficile. E alla fine arriviamo che se su di me non ho rafforzato nulla di queste, ma come posso arrivare a prendere decisioni? O meglio, la mia decisione, su cosa andrò a basarla? Su quelle cose che hanno avuto la capacità di intercettarmi. Cos'è che ci intercetta? Ah, non ce l'ho qua, ma il telefonino. Lui mi intercetta un sacco. Perché? Perché gli algoritmi sanno benissimo che cosa ti interessa. Dopo il secondo click. Perché la pubblicità che troviamo sul telefono e sul computer non è a caso. Perché Alexa fa un bellissimo lavoro. Quella sì che funziona. Quindi arriviamo, insomma, nella situazione utopica. La scuola ha fatto un ottimo lavoro di questo. Ha rafforzato tutte queste competenze e la decisione di sicuro non è un problema. Perché è già risolta. È già risolto. Carl Rogers, quello dell'empatia, no, ci diceva che il semplice fatto di prestare ascolto a una persona è già un ottimo modo per l'essergli d'aiuto in maniera significativa. È già l'ascolto che è un aiuto. Perché? Perché se l'altro ha bisogno di parlare, vuol dire che nessuno finora l'ha ascoltato. Punto. Abbiamo detto quindi un pochettino qualcosina sul dialogo. Però il dialogo deve prevedere il rispetto, e il rispetto è esattamente il contrario di quello che avviene in classe quando l'insegnante sbatte la mano sulla cattedra. Il rispetto non è state zitti, il rispetto è alzate la mano e chiedete, è respicere, è guardare dietro. Il rispetto è che quando arriva mio figlio a casa e mi dice una cosa, mi rendo conto che non è quello che vuole dirmi, ma quella è la prima cosa che gli viene e dietro c'è dell'altro, perché altrimenti il fatto che in ricreazione ha giocato con i sassi non è significante, no. Ma c'è qualcosa, c'è un significato più grosso dentro che è stato veicolato da quel gioco. Guardare dietro. Rispettare, guardare in profondità. E quindi ecco, quello su cui siamo chiamati come genitori a fare è avere rispetto di tutti quei piccoli spazi che in adolescenza sono pochi, ma quando lui arriva devono diventare la priorità, perché non sono sempre disponibili a parlare. Anzi, com'è andata oggi? Bene. Cosa hai fatto? Niente. Come niente? Perché? Perché se io chiedo ai ragazzi qual è la prima cosa che vi suscita la scuola, solitamente sono due. Fino a qualche anno fa era una. Io lo chiedo sempre nelle classi e andando su tante classi ogni anno è una domanda che mi piace fare anche per vedere come cambia. Una volta era sempre solo la noia. Basta contare gli sbadigli. Gli sbadigli sono un ottimo indicatore di noia. Okay? Adesso la noia comincia ad avere anche un 20-25% di ansia, che non è molto positivo, Cioè, se torniamo alle life skills di prima, l'ansia si eliminava da sola, perché l'ansia è una manifestazione di inadeguatezza, ce lo dice il DSM-5, che è il manuale che diagnostica questo, che mentre fino all'edizione precedente, che era in vigore fino al 2013-2015, ci sono stati 2 anni di passaggio, era di base i disturbi d'ansia erano basati sul senso di colpa, quindi il fatto del non hai fatto il tuo dovere, quindi sono in ansia perché so di non aver fatto, e quindi rispondevamo con 60 operazioni in più, 10 pagine in più, in chiesa 20 Ave Maria, 20 Padre Nostro, così espiave. Adesso il parroco non ce lo dice più sta cosa,
Perché? Perché il DSM ci dice che è cambiata la struttura del disturbo d'ansia, è senso di inadeguatezza, cioè ce la faccio o non ce la faccio a rispondere alle richieste che la scuola mi dice che sono normali, mi dice che sono la regola, ma io non ce la faccio. E quindi è assolutamente automatico il disturbo d'ansia. Ma ripartiamo dai ragazzi un attimino. Ripartiamo di che cosa i ragazzi hanno fame. Uso questa parola perché vi ricordo che nella prima slide tra adulto e adolescente c'era proprio il nutrire. E Eric Berne, negli anni 50, parla proprio di fame, che potremmo tradurre di che cosa hanno bisogno. Primo bisogno fondamentale, ma non è i ragazzi, è una persona da quando nasce a quando muore. Dall'anziano in casa di riposo, a noi adulti al lavoro, a un bambino di 3 anni. Prima cosa, di riconoscimento. Qualcuno che ti dice, tu esisti, ma dice tu, guarda te. Non dice tu dovresti esistere come qualcun altro. Tu sei unico e irripetibile e io ti vedo, quindi se ti riconosco ti ascolto, ti rispetto, aspetto il tuo tempo. Seconda fame fondamentale, stimoli appropriati, perché oggi vanno molto di moda o comunque piace l'idea di tutte le scuole che sono partite dal centro del bambino, Steineriano, Montessoriano, Reggio Children, chi riparte un po' da filoni educativi che mettono il bambino un po' al centro. Perché la scuola a un certo punto ha cominciato a non essere più struttura, ma lasciare tutto in mano ai singoli docenti. E il singolo docente, siccome è abbandonato a sé nell'insegnamento, lui per primo non è molto stimolato. Un esempio, i corsi di formazione che fanno li ha decisi la dirigente, ad esempio. Sì, sulla base di alcuni bisogni percepiti, ma se io non mi sento riconosciuto in ciò di cui io ho bisogno, non usufruirò i servizi che la scuola mi offre. Un esempio, sono stato in una scuola la scorsa settimana, hanno aperto uno sportello psicologico per gli insegnanti, non ci va nessuno, ma il 27%, circa il 30% degli insegnanti vanno da psicoterapeuti privati. Perché? Perché il supporto agli insegnanti è stato inserito all'interno del supporto per i ragazzi. Cioè, come dire, sì, c'è questo sportello, siccome abbiamo molte ore, perché con i fondi abbiamo, visto che i ragazzi non riempiono tutte le ore, li diamo anche per gli insegnanti. Avete chiesto agli insegnanti se lo volevano? Primo. Secondo, avete chiesto se volevate qualche competenza specifica di questo ruolo? Perché? Perché fa la differenza? Perché io prima di tutto incontro una persona, dopo la professione. Ma se di base viene fuori, e poi viene fuori, che lo psicoterapeuta che mi fa sportello agli insegnanti è un insegnante che è un mio pari, io non posso andare da lui. Però ve lo dovete dire. E se nessuno dice, perché non c'è tempo di dire, perché la regola è piuttosto che sbagliare, meglio non fare. No, se non fai, alimenti chi fa. E l'ultimo punto che ci dice Berne è la struttura. Cioè, la struttura non è la rigidità di regole, è la coerenza delle regole tra loro. I bambini sono fenomenali perché sanno contestualizzare benissimo. Qui vedo adolescenti di età superiore, sanno benissimo qual è l'insegnante con cui si può tirare e quello con cui non si può tirare, perché lo sanno già, sanno contestualizzare. Ma la struttura è coerente perché io darò rispetto, cioè guarderò dentro quell'insegnante che è coerente. Voi oggi vi ricordate di qualche insegnante delle superiori o delle medie perché era coerente. Certi con cui avete fatto anche cose carine sono spariti poi dalla vostra mente, ma non sono spariti perché non sono stati bravi, ma perché non hanno dato struttura, stimolo e riconoscimento. Non mi hanno mai chiamato per nome, non mi hanno mai detto ciao Francesco, come stai oggi, non mi hanno mai fatto fare un'attività fuori dagli schemi e non erano coerenti e io li ho persi. Meno male, cioè la mia mente scarta le cose che non servono, bisogna eliminare. Perché? Perché non servono. Okay? Quindi vorrei farvi guardare un attimo il golden circle, cioè il cerchio d'oro. Noi di solito ci focalizziamo sul lato più esterno, che è
Che cosa? Il cosa. Traduciamolo. Arriva a casa, cosa hai preso? Il cosa è la parte più esterna, ma a volte i ragazzi prendono bei voti senza aver fatto una mazza. Diciamolo, cioè non è vero solo il contrario, è vero anche che portano a casa bei voti senza aver fatto niente. Ok. Chiediamoli come stai, cioè ti soddisfa, stiamo sull'aspetto positivo, ti soddisfa di più l'8 avendo fatto un po' di fatica o il 10 non avendo fatto niente? È bello il 10 perché alza la media, che discorsi, non diciamo adesso fesserie, perché prendere 10 è sempre bello. Ma il fatto che non ho fatto nulla, ho preso 10, l'hanno preso tutti, che valore ha? Non ha nessun peso, non ha rafforzato la mia identità, la mia autostima, la mia consapevolezza. Mi ha detto che a volte la scuola mi dà 10 per niente. Questo sì che l'ha fatto. Però dobbiamo, se gli chiediamo il come ti senti nelle cose positive, forse siamo in grado di gestirlo anche nelle cose negative. Ma se gli chiediamo il come ti senti, cioè, se sei arrivato a casa a 4, non riesco a chiederti come ti senti. Riesco a dirti come mi sento. Della serie, vedi di recuperare perché sennò quest'estate saranno dolori. No, chiediglielo. Perché il 4 l'ha preso lui. L'ultimo step, quello più interno, quello dei 2 anni, è perché? Cioè, se ho capito cosa è successo, hai preso 4,5. Se ho capito come è successo, io mi ero preparato magari, sì, non tanto, sì, ho solo posto un po' di robe, però sì, so che quell'insegnante lì nei voti è abbastanza rigida, ok, perché non che va mai bene niente, ok. Ma il perché è, ma domani puoi fare qualcosa di diverso? Anzi, da genitore, c'è qualcosa che posso fare io per aiutarti? Perché? Perché poi vedremo l'effetto nel cosa, magari anche solo marginale, magari passa da 5 a 5,5, ok? Ma è cambiato il come, perché tu ti senti più capace. Non è vero che non ti senti più capace, se ti senti alleato a me. Cioè, se io mi sono avvicinato e ti ho teso una mano, non così, ma insomma, con gentilezza. E loro non sono abituati e non lo chiedono più. Perché la risposta dei ragazzi che mi dicono sempre è: ma perché non hai chiesto? Perché tanto so già cosa mi dice. Tanto? A cosa serve? Quindi mi butto nel divano o mi isolo con un telefonino, con qualcosa che mi porta a uscire da quello che c'è. Quindi quello che vi chiedo adesso è: lanciatevi, chiedetevi voi quando viene a casa qualcosa. Può essere un voto di scuola, ma non è l'unico giudizio che portano a casa. Può essere un post allenamento, può essere dopo l'attività scout, può essere quando vi ritornano, quando li vedete e loro magari vi raccontano o vi dicono qualcosa. State lì con loro e soprattutto, se non vi dicono niente, chiedetevi: ma io quante volte gli ho raccontato cosa è successo oggi? Sempre questa un'altra scena che mi capita spesso in studio, il genitore che mi dice: mio figlio non legge niente, non ha mai voglia di leggere niente. E io chiedo sempre: quante volte al giorno o in una settimana o in un mese vede voi genitori leggere? Non vale il telefonino. Perché? Perché se io ritengo che quando lei ha il telefonino non sta leggendo, sta perdendo tempo, non puoi usarlo tu. E lì cade un pochettino la cosa, nel senso che quando è il momento migliore in cui farsi vedere dai figli leggere? Io l'ho sperimentato sulla mia pelle per caso. Perché? Perché quando avevo i primi 2 bimbi abbastanza piccoli, hanno 18 mesi di distanza, la sera non avevamo la TV a casa, leggevamo, di abitudine ci mettevamo sul divano a leggere e di riflesso anche loro si prendevano un libro e lo sfogliavano, no? Adesso, non ho bambini santi, anzi, cioè, sono belli attivi, ma adesso è impressionante come in un sacco di situazioni pomeridiane, pomeriggio, sono a casa, non riescono a giocare bene assieme, uno dei due in automatico si prende un libretto e si butta sul divano a leggere. Io dico: ma
Se torno alla mia fase primaria, io in primaria, nei 5 anni di primaria ho letto un libro, Zanna Bianca, me lo ricordo, perché ero stato costretto dalla maestra, non ho mai letto un libro. E se penso a che libri avevo a casa, effettivamente non avevo molta scelta. Quindi, su questo, cominciate a chiedervi, cosa posso fare io oggi che vorrei vedere lui fare? Perché? Perché forse se lo faccio io, questa cosa può essere più efficace rispetto a molti discorsi, rispetto a dirgli di leggere, rispetto a dirgli di... Ditegli, guarda, io ho deciso che al venerdì pomeriggio vado in biblioteca, mi prendo un libro, siccome non so da dove cominciare perché non sono abituato a leggere, chiedo alla bibliotecaria. Cioè, ritorniamo sulle competenze di prima, non sono io tuttologo che ho le risposte di tutto, ma riconosco le competenze degli altri. La bibliotecaria ha una patologia, certo che sì, se no non farebbe la bibliotecaria. È un'ossessiva compulsiva per la lettura. Meno male, deve esserlo, perché così può consigliare un sacco di persone. Se no, non avrebbe letto tutti quei libri, chiaro? È la sua malattia? Boh, forse è la sua specificità. Noi negli anni abbiamo sostituito la parola malattia con la parola come dire, ossessione o passione con malattia in tante cose. Perché? Perché uno che ha una passione sfegatata, chiedete alla moglie se è una passione o se è la sua malattia. E quindi questo per dire che non è impossibile fare qualcosa di diverso, però è importante come primo step riconoscere dove siamo. Cioè, oggi quando vado a casa, cosa accade? Cosa succede? Se io riconosco cosa succede, sono pronto per lo step successivo. Posso chiedermi, ma come vivo io sta cosa che succede? Perché se succede qualcosa di positivo va benissimo, ma se succede qualcosa che genera il solito monologo, che genera la solita reazione, che so già che poi va in camera, allora forse posso fare qualcosa di diverso. Una scena ce l'ho in mente ad esempio da questa settimana, un genitore che mi dice, io ho il secondo figlio che quando siamo a tavola a un certo punto prende e va a suonare il pianoforte. E dà fastidio agli altri ovviamente, e a un certo punto aspettiamo qualche minuto, sua sorella comincia a urlargli dietro, ma facciamo finta di niente. A un certo punto va la mamma, prova a dirgli di smettere, e a un certo punto arrivo io, chiudo il pianoforte, do un'urlata e lui va in camera. Dinamica frequente. Bene, questo è cosa accade. Ma cosa accade prima? Stiamo sempre sul cosa, non abbiamo l'idea di arrivare subito ai perché. I perché non li sappiamo, li possiamo solo ipotizzare, però capiamo bene il cosa. Cosa accade prima? Prima accade sempre che la sorella maggiore, siccome è un vulcano, comincia a raccontare un sacco di cose. Qualcuno chiede a lui di parlare? Assolutamente no. Lui prova? Sì. E cosa fa la sorella maggiore? Lo stoppa perché deve finire il suo discorso, che non avrà mai fine. E cosa fate voi genitori? Stiamo zitti, che se l'avevano tra di loro, no? Perché? E lui cosa ti sta dicendo secondo te? Voglio parlare anch'io. Bene, in quale caso tutti gli rivolgete l'attenzione? Ha trovato il pianoforte. Ma se non aveva il pianoforte usava la radio. Cioè, ti sta dicendo, ascoltami, devo dire qualcosa. Non so cosa perché non me lo fai mai dire, quindi come faccio a sapere cosa? Però intanto tu mi ascolti o no? Perché se tu non mi ascolti, io faccio rumore. Perché? Perché Bern ci dice, il riconoscimento è una fame, non puoi scegliere di non averla. Se nessuno ti riconosce, se nessuno ti ascolta, tu questa fame vai a soddisfarla da un'altra parte. Perché funzionano un sacco i videogiochi online dove gli altri sono connessi? Perché parlano di un sacco di cose e molti genitori mi dicono sono angoscianti le chat. Ma io chiedo sempre, ma queste cose tu gliele hai mai chieste? Parla di sessualità, tu gli hai mai parlato di questo, papà? Sia mai? Ai cambiamenti del corpo, a cosa succede in adolescenza, a questo continuo cambio ormonale, a questi sbalzi, al fatto che un adolescente ogni 20 minuti ha una produzione di alcuni ormoni che io non ho più ovviamente, e quindi da cosa lo vedi? La sudorazione, un esempio, no? Quindi il corpo dice delle cose, la domanda è, ma noi siamo in grado di vederle queste cose e di ascoltarle? Oppure non le vediamo? Oppure, siccome vale per tutti, fatela passare.
Oddio, questa è la narrazione precedente. Siccome ce l'hanno tutti, te la devi far andare bene anche te. Possiamo fare qualcosa di meglio, però saremo pronti a fare solo rispetto a dove siamo oggi. Aspetta, io coi tempi non riesco mai a starci dietro, quindi avevo preparato pochissime slide proprio per evitare, di solito con una riesco a fare anche un'ora, quindi oggi sono stato molto veloce. Io volevo lasciarvi con due stimoli. Il primo è, rispetto alla comunicazione, alla relazione, a stare con loro, è un certo Marshall Rosenberg, che è uno che si è inventato una cosa che chiama comunicazione non violenta. E un libretto che trovate facilmente anche in tutte le biblioteche si chiama Le parole sono finestre oppure muri. Le parole sono finestre oppure muri. Cioè, lui aveva un problema suo personale di gestione rabbia. Ed è perché aveva un problema personale che dopo ha creato quello che ha creato. Quindi se qualcuno ha curiosità vada a rovistare qualcosa in rete su Rosenberg. E una collega con cui sto anche promuovendo alcuni progetti si chiama Emily Mignanelli, che ha scritto un po' di libri, tra cui uno è Non basta diventare grandi per essere adulti. E se la cercate in rete trovate molte cose, oltre a una persona splendida, mette proprio l'accento l'unico ostacolo tra ciò che sono i nostri figli e ciò che possono diventare siamo noi. E l'unico modo per non essere d'ostacolo è lavorare sul nostro passato. Chiedici perché su di noi ha questa reazione. Perché se io non riconosco di avere su di me questa reazione, non posso riconoscerla sull'altro. Ciascuno cresce solo se è sognato, è che ricordate che anche nei momenti più disperati, la persona che adesso vi sta facendo urlare, o meglio, quel ragazzo o quella ragazza che ora vi ha suscitato questa emozione, c'è stato un tempo in cui era la cosa più bella del mondo, così piccolo, così bello, è ancora lui. È ancora lui. Grazie.